Io sono Roberto Loddo, sono il direttore del Manifesto Sardo, coordinerò questo dibattito pubblico di stasera. Penso che sia una data molto importante, quella di oggi, proprio per il tema che stiamo affrontando stasera, la relazione tra la scuola e la Costituzione, tra la scuola pubblica e la Costituzione. Proprio nella mattinata di oggi, anche se quasi tutti i giornali italiani e tutti i mass media hanno praticamente oscurato la notizia più importante, centinaia di migliaia di studentesse e di studenti sono scesi in piazza in oltre 70 piazze d'Italia per dire no alla buona scuola e per dire no anche al referendum costituzionale. La decisione di manifestare il no alla riforma costituzionale si lega all'analisi della buona scuola, come si lega all'analisi dell'istituzione del preside manager e del rafforzamento vergognoso dell'alternanza scuola-lavoro. Io penso che ogni comitato che si costituisce in Sardegna a livello locale, a livello regionale, debba tenere bene in mente non solo le ragioni del no di merito sulla riforma, ma del no sostanziale. Noi non stiamo dicendo no solamente alla riforma della Costituzione e siamo lontani e slegati dalla realtà che ci circonda, dei bisogni materiali. Il nostro no deve necessariamente essere un no costituente, un no che costruisce un'alternativa di società, proprio perché lo leggiamo dagli ultimi dati Istat usciti quest'estate, questa generazione che è scesa in piazza stamattina è una storicamente delle generazioni più povere che non avranno tutele adeguate ai loro bisogni e alle loro necessità. Il tema del no costituente si deve essere necessariamente connesso anche al tema delle diseguaglianze. Con noi stasera saranno presenti e interverranno la senatrice Manuela Serra, componente della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, Paola Mossa della Gilda degli Insegnanti, la professoressa Lucia Chessa, l'avvocato Giovanna Angius, Nicola Giua del coordinamento nazionale dei Cobas Scuola. Ci ha raggiunti stasera anche il consigliere regionale dei Rossomori Emilio Usula, che è anche promotore di un comitato regionale per il no formato da organizzazioni partitiche, che si è costituito ieri in Consiglio regionale per caratterizzare il no alla riforma anche dall'area dell'autodeterminazione e dell'autogoverno. Sono presenti vari movimenti dell'indipendentismo, del sardismo e del sovranismo all'interno di questo nuovo comitato regionale che si è costituito ieri. Anche io sono componente come Manifesto Sardo del comitato, di un comitato regionale. Io penso che ne dovrebbero nascere 10, 100 di comitati regionali, anche 1000 naturalmente. Una premessa anche su questo simbolo, questa bandiera che vedete qui stasera. Uno dei componenti del comitato
per il No di Nuoro è l'ANPI di Nuoro. Dovete... Sono i buoni. Sono i buoni, non lo so, lo chiederemo a loro. Il simbolo dell'ANPI che vedete qua di fronte è l'unico simbolo che sarà autorizzato durante la campagna referendaria. Chiaramente ci saranno anche i simboli delle organizzazioni politiche che sostengono il no al referendum, però le organizzazioni aderenti al Comitato Nazionale, soprattutto coloro che non fanno riferimento a un partito politico, faranno riferimento al simbolo dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, questo simbolo che abbiamo di fronte a noi. Io vi ringrazio, vorrei semplicemente ricordare che gli interventi stasera saranno molti, speriamo siano tanti gli interventi che parteciperanno a questa assemblea, per cui chiederei ai nostri amici relatori e alle persone che interverranno un intervento di non oltre 7 minuti. Se me lo consentite, a 5 minuti io chiederò il tempo. Vi ringrazio. Allora, la parola alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Emanuela Serra, a cui vorrei chiedere una cosa con cui stavo discutendo oggi con Giua mentre venivamo qui a Nuoro, cioè di chi è, cioè le persone iniziano a chiedersi, dopo questo spiegamento di forze mediatiche incredibili, di chi è questa riforma e da dove viene, rispetto anche a questa dimensione europea legata a dei poteri che parrebbero forti. Prego. Allora, intanto grazie di esserci, grazie di essere venuti qua ad ascoltarci. Direi che intanto il simbolo dell'ANPI è un simbolo importante perché ci ricorda una storia per la quale è stata combattuta una battaglia e adesso siamo qua di nuovo a combatterne un'altra contro il dispiegamento di sforzi che c'è stato per... No, prendili pure tutti e due. Tutti e due? Addirittura. Che c'è stato per questa riforma. Chi ha deciso e perché è stato deciso? Io sono venuta qua con alcuni libri, essendo un insegnante, prima di tutto il nostro impegno è quello di far conoscere la Costituzione, la Carta Costituzionale. Molte volte ormai quasi più si insegna, no? E quasi tutti ci si dimentica qual è il valore della nostra Carta. Però allo stesso tempo noi abbiamo il dovere di parlarne, il dovere di spiegarla, non solo ai nostri alunni ma anche e soprattutto ai nostri figli. Perché la vogliono cambiare? In questo libro degli anni 60, Il tiranno senza volto, questo giornalista scrittore spiega perché si vuole cambiare la Costituzione nel 63 e parla appunto di poteri forti, di lobby, di banchieri, di impegni che avevano già preso chi gestiva il petrolio, chi gestisce tutta l'economia mondiale, chi gestisce anche il pensiero del perché noi dobbiamo utilizzare un maglione piuttosto che una felpa, piuttosto che un pantalone in jeans. Perché vi sto dicendo questo? Perché noi siamo stati immersi realmente in una balla colossale sul fatto che la Costituzione deve essere cambiata. Ma ancora prima sul fatto che i cittadini, no, le persone normali non conoscono e non sanno che cos'è la Carta Costituzionale.
Questo è un continuo battagliare, un continuo dire no, ma ci sono i legislatori che decidono per voi, ci sono altre persone che decidono per voi. Io immagino che qui ci siano tanti insegnanti, poi insomma Nicola e i professori sanno bene di che cosa sto parlando, e cioè chi decide e come decide il nostro pensiero. Io che in questi anni ho vissuto il passaggio Camera-Senato, il rimbalzo che si sono dati questi personaggi che hanno voluto imporre una riforma costituzionale a suon di maggioranza. Scusate, mi muovo con la mia bimba da tutte le parti, per cui adesso ringrazio Elvira che se ne sta occupando. Che cosa succede? Che cosa è successo in Commissione Affari Costituzionali sia alla Camera sia al Senato? Succede che personaggi come inizialmente Calderoli, personaggi come Verdini, come il ministro Boschi che noi sentiamo, ma lei ha fatto, lei ha ideato, lei ha pensato, ha scritto, no, lei ha solo firmato. In realtà quando veniva in commissione non diceva neanche bah, perché lei di carta costituzionale non ne sa niente, non sa nemmeno che cosa sia il valore e l'impegno di come è stata costruita e di come è stata scritta. Oh, scusate. Non vi dispiace se io la tengo in braccio mentre parlo? Allora, vi stavo dicendo, perché vogliono cambiare questa Carta Costituzionale e perché noi diciamo no? Prima di tutto diciamo no perché la Carta è stata scritta per il popolo e il popolo è sovrano e decide. E questa riforma, durante l'analisi che è stata fatta in Commissione, Camera e Senato, Affari Costituzionali, e durante tutte le audizioni che noi abbiamo seguito dei vari costituzionalisti, dal professor Pace al professor Zagrebreschi, da tutte le persone che sono venute in Commissione, sia Senato sia Camera, a spiegare il perché non si debba cambiare e il perché non si debba cambiare in questo modo la Carta Costituzionale. È stato spiegato. Quando noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, quando noi abbiamo detto questo non può essere così umiliato il popolo, perché il cambiamento e le modifiche ai vari articoli, se voi li leggete punto per punto, si capisce che tolgono semplicemente potere e diritti alle persone. Che cosa succede? Perché succede questo? Perché con la legge costituzionale loro hanno la possibilità di modificare sia tutte le leggi che riguardano il lavoro, e quindi una Job Act qualsiasi non sarà più anticostituzionale, una buona scuola qualsiasi non sarà più anticostituzionale, come noi abbiamo presentato le mozioni per dire che ci sono ben 3 parti anticostituzionali sia nella buona scuola, e abbiamo presentato ugualmente delle mozioni contro il Job Act. Che cosa succede? Che loro, modificando questa Carta Costituzionale, faranno in modo che più queste leggi che loro scrivono saranno appunto anticostituzionali. E cioè cosa significa? Che il popolo, le persone, i cittadini continueranno. Adesso abbiamo la testa un attimo alzata, continueranno ad essere sempre più servi e sempre meno considerati, con un primo ministro che deciderà su come, su dove, su quando. In questo libro... 3 minuti. Oh, scusate, allora io vi chiedo solo una cosa. Io ho letto anche questo libro di Edoardo Colombo, Educare alla legalità. Questo è un consiglio che io do nel momento in cui passerà il no, perché il no deve passare. Ognuno di noi a casa, a scuola, se insegnante, deve riprendere la Carta Costituzionale e riniziare a spiegarla, a dirla, a raccontarla ai propri figli e ai propri alunni, affinché
si capisca che realmente siamo noi il popolo sovrano, ma non per finta. Mi piacerebbe che veramente non ci si dimentichi più di questo impegno, perché adesso noi siamo qua e vogliamo dire sempre e comunque no, e al referendum diremo no. Però perché? Lo dobbiamo spiegare a tutte le persone, lo dobbiamo dare anche come valore ai nostri figli, altrimenti è inutile, altrimenti loro in qualsiasi momento, in qualsiasi modo potrebbero ricominciare da capo e dire: ma il sistema lo gestisco io, voi siete solo dei servi e degli schiavi e non valete nulla, perché già lo stanno facendo con la buona scuola, già lo stanno facendo con le leggi sul lavoro, tutto il sistema delle pensioni anche gestito in questa maniera, dove loro decidono come, se e quando, e questo noi non glielo dobbiamo più permettere, in assoluto non glielo dobbiamo più permettere. Grazie. Grazie Manuela Serra. Nel dare la parola all'avvocato Giovanna Angius, una brevissima considerazione. Come possiamo costruire una democrazia reale che possa restituire potere ai cittadini per decidere in merito alle loro vite, alle loro comunità, ai loro territori? Soprattutto questa è una cosa che chiedo a voi sostenitori dei comitati per il no: come facciamo a connettere tutti gli altri conflitti in campo per le decisioni sulla vita delle persone? Quindi come facciamo a connettere quei cittadini che lottano contro le basi militari, che lottano contro le speculazioni energetiche, che lottano appunto per l'istruzione pubblica? Questo? Sì. Tanto buonasera a tutti. Io condivido le considerazioni fatte dalla senatrice Serra. Ritengo appunto che uno dei problemi della nostra società, e quindi tutti gli altri che ne scaturiscono, tutti i problemi che noi viviamo drammaticamente in questo momento, derivino dal fatto che noi abbiamo nessuna conoscenza della Carta Costituzionale, per cui non c'è neanche per alcune, diciamo, per l'abolizione di alcuni diritti e principi fondamentali non c'è stato neanche necessità dell'intervento di riforma costituzionale. Noi ci siamo fatti passare sulla testa alcune norme che hanno di fatto demolito questi diritti. Allora, lavoro, per esempio, per quanto riguarda il lavoro, sia l'articolo 1 che l'articolo 4 della Costituzione pongono a base del nostro ordinamento giuridico il lavoro, e l'articolo 4 dice che il lavoro è diritto di ogni cittadino. L'articolo 36 della Costituzione prevede che il lavoro debba essere adeguatamente retribuito e che debba assicurare una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Ora, voi capite bene che questi tre articoli che io ho citato sono stati messi nel nulla da leggi ordinarie, senza che noi alzassimo la testa, senza che noi protestassimo adeguatamente. Abbiamo visto in Francia che per il Jobs Act ci sono state manifestazioni anche abbastanza, diciamo, violente. Qua in Italia zero, è come se niente venisse fatto, e con ciò hanno demolito quelli che sono tre principi, un principio, diciamo, fondamentale della nostra Costituzione, e hanno demolito uno dei diritti che dà al cittadino il diritto di cittadinanza e dignità della persona. Quindi già con questo abbiamo intaccato
brutalmente quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Poi andiamo ancora avanti. La salute. Noi assistiamo ad una progressiva erosione di quello che è il diritto alla salute. Cioè, il diritto alla salute non viene rispettato da dagli industriali che producono come vogliono e quando vogliono, fanno dei danni assolutamente insuperabili alla salute dei cittadini e non pagano assolutamente nulla. Così come è stato fatto a Porto Torres con la petrolchimica a suo tempo, così come è stato fatto anche, e ne vedremo anche successivamente i danni, ad Ottana e così in altre parti della Sardegna. E tutto questo nessuno paga, nonostante alcune norme dicano che chi inquina paga, chi arreca danno alla salute deve pagare. Ma poi la salute prima doveva essere un diritto garantito a tutti e così noi abbiamo lottato perché diventasse e abbiamo fatto delle riforme negli anni 70 perché questo accadesse. Di fatto adesso la salute non è un diritto garantito a tutti. Noi perché chi vuole curarsi deve pagare, non c'è ombra di dubbio, perché anche col fatto che i medici lavorano in ospedale e lavorano anche però come liberi professionisti all'interno dell'ospedale, non garantiscono il servizio pubblico, ma sì, è così. Garantisco, sì, perché se tu, Emilio, vai a pagamento dal medico, ti visita nell'arco di 24 ore. Se tu invece segui la lista del CUP, ti visita dopo 7-8 mesi, cioè quando l'asino è morto dalle risate, come si suol dire. No, funziona male normalmente. No, ma non solo funziona male, quel che ci si dice è che dobbiamo accettare il fatto che funzioni male, perché ci si dice che i soldi non ci sono e i soldi poi vengono sprecati in 1000 rivoli che non sono certamente destinati a garantire la salute delle persone. Quindi non solo, ma noi assistiamo dopo decenni e decenni in cui la vita delle persone si è allungata, negli ultimi anni assistiamo a una riduzione dell'aspettativa di vita, mai visto un trend negativo al rovescio, così come stiamo assistendo in questo momento. Questo significa che chi non ha soldi non si cura e la gente che non ha soldi è sempre più numerosa. Salute, scuola. La scuola deve essere libera, l'insegnamento deve essere libero e la scuola primaria deve essere gratuita. Questo dice la nostra Costituzione, va bene? No, non è gratuita, perché i 3 anni delle medie i libri li dovete comprare, se volete far andare a scuola i vostri figli. Li dovete comprare e costano carissimi, ma non solo, tutti gli anni cambiano, per cui non si possono neanche riciclare quelli dei fratelli più grandi. Allora... No, 3 minuti ancora. Voglio concludere comunque velocemente. Allora, quindi il punto è anche la scuola l'insegnamento non è più libero perché con questa normativa sulla buona scuola chi controlla, chi decide, chi fa è il preside. La libertà dell'insegnamento non esiste più. Eppure la nostra Costituzione detta la libertà dell'insegnamento, detta la gratuità dell'insegnamento per la scuola primaria, detta che gli studenti meritevoli devono essere comunque messi in condizione, a spese dello Stato, di perseguire il massimo degli studi. Dice anche che la scuola privata è libera, ma se la paga chi la vuole. E invece la paghiamo noi, mentre le risorse vengono sottratte regolarmente alla scuola pubblica. Quindi ho detto lavoro, salute, solo per fare questi esempi. Allora, con questa riforma si tocca un altro ganglo essenziale del nostro ordinamento giuridico ed è la sovranità popolare. Cioè la nostra è una repubblica fondata sul lavoro che si regge sulla sovranità popolare. Il popolo è sovrano. Le istituzioni dello Stato hanno la caratteristica della elettività, va bene? Noi però ormai di elettività
possiamo parlarne alla lontana, perché anche il Parlamento che abbiamo eletto non l'abbiamo eletto, è un Parlamento di nominati e per questo è stato dichiarato anche incostituzionalmente illegittima quella legge sulla base della quale noi abbiamo eletto questo Parlamento, proprio perché lede questo principio fondamentale della nostra Repubblica, e cioè la sovranità popolare. La riforma che pretendono di farci passare sulla testa, in buona sostanza tocca proprio questo punto centrale, la sovranità popolare. Altri diritti ce li hanno già tolti e noi siamo stati distratti, non conoscendo la Costituzione e non conoscendo quelli che sono i nostri diritti fondamentali. Adesso ci vogliono togliere anche la possibilità di eleggere i nostri rappresentanti, coloro che dovranno legiferare per noi. Questo è, allora, io dico, cioè, adesso non posso addentrarmi nei vari aspetti della riforma perché non c'è il tempo materiale, però altri diranno. A me preme far capire per carità, cioè capite tutti più di me, io stessa insomma ho necessità di capire e di riflettere sul fatto che noi siamo davanti ad una prospettiva che, secondo il mio punto di vista, ci porta ad una deriva autoritaria, perché ci avviamo ad un verticalismo del potere che di fatto ci toglie ogni possibilità di decidere della nostra vita e ci toglie tutte quelle che... chiedeva, scusate ancora un minuto, dice ma chi è, da dove viene questa riforma? Abbiamo tutti sentito parlare di JP Morgan eccetera, no? Però insomma dicevo è un'esagerazione questa JP Morgan. Non è un'esagerazione, me lo sono cercata, sono andata a vedere. Questi qui la riforma Renzi percorre passo passo quello che dice la JP Morgan nella famosa relazione del giugno del 2015. Passo passo. 2013, scusate 2013. Altro problema che viene, perché cosa dicono i riformatori, i padri costituenti attuali? Dicono noi non tocchiamo la prima parte della Costituzione, non tocchiamo i diritti fondamentali. Non è vero. Anche nel ridisciplinare l'articolo 5 della Costituzione ledono quel principio che fra le norme fondamentali, diritti fondamentali, che è il principio dell'autonomia degli enti locali, quindi regioni, province e comuni. Ok, allora vedete bene che ci sono tutta una serie di pregiudizi a quelli che sono non soltanto quindi le norme di per sé, il Senato, non Senato, eccetera, ma c'è un pregiudizio fondamentale a quella che è il complesso dell'ordinamento giuridico su cui noi dovremmo contare e che dobbiamo necessariamente difendere con le unghie e con i denti. Scusate. Grazie. Grazie all'avvocato Giovanna Angius. La parola adesso alla professoressa Lucia Chessa. È importante che intervengano gli insegnanti a questa assemblea ed è importante anche che ci facciano comprendere come il loro no non sia un no dettato da conservatorismi, non sia un no dettato da un no a prioristico che non vuol accettare la sfida del cambiamento con il futuro. Intanto trovo simpatica questa storia del cambiamento, no? Cambiamo verso, è l'Italia che cambia, eccetera, eccetera.
è diventato, sembra essere diventato un valore in sé il cambiamento. Poi pazienza, che si cambi in bene o in male sembra un dettaglio irrilevante. L'importante è cambiare, perché andiamo veloci, perché Matteo Renzi è giovane e quindi basta chiacchierare e va bene, discutiamo, però dopo un po' bisogna decidere, eccetera, eccetera, no? Quindi così il messaggio che viene in effetti inviato è questo. Ed in realtà questo fastidio verso chi vuole discutere, verso chi vuole obiettare, verso chi vuole dire la sua, è il principio ispiratore proprio delle riforme, della riforma costituzionale e della riforma della scuola. Questo è il punto. Cioè, quelle che prima si chiamavano le fatiche della democrazia, Martinazzoli, le fatiche è chiaro che, cioè, se decido da sola è certo che faccio in fretta, decido io, c'è nessuno che mi contrasta, insomma velocemente procediamo verso una direzione. Non è quello il punto. Il punto è quello, e pensavamo che fosse chiaro dal Settecento in poi, dall'Illuminismo in poi, pensavamo fosse chiaro che tutte le parti hanno diritto ad essere rappresentate, no? E invece no. Qui la questione è che è fastidioso, si disturba quando si interviene e quando si esercita senso critico. Quindi questo nella riforma costituzionale. Infatti cosa ci fanno 2 Camere? E mettiamo il Senato e i senatori li facciamo nominare dai consiglieri regionali. Adesso li rendiamo anche, gli facciamo un regalino, no? Gli diamo l'immunità parlamentare, perché i consiglieri regionali purtroppo percepivano i fondi ai gruppi e quindi dimenticavano di rendicontare, non era richiesto dalla legge che facevano loro e quindi sono indagati, benché siano in Parlamento, sono rinviati a giudizio e c'è un sacco di gente a cui serve l'immunità parlamentare. E quindi li nominiamo. Gli diamo anche la possibilità di votare le prossime riforme costituzionali, perché questo Senato di nominati conserva quel diritto, ce lo stanno facendo passare come genericamente una rappresentanza delle autonomie regionali, invece abbiamo un Senato di nominati che domani voterà le riforme costituzionali. Cioè sono atti eversivi questi, no? Veramente. Altri contenuti di questa riforma, no? La clausola di supremazia, per cui se le regioni esagerano a dire come vogliono, a dire, se la Sardegna esagera a dire che non vuole qui così stoccare le scorie nucleari che non sanno dove sistemare, la Costituzione prevede che c'è una clausola di supremazia per cui il governo Renzi decide dove vanno. Questo per dire che le norme sono fatte tutte, indirizzate tutte verso questa direzione. Le persone non contano niente, le persone diventano così esecutrici. Tutti noi diventiamo esecutori di decisioni che non abbiamo concorso a formare. E così nella scuola. Adesso vi faccio un esempio, no? Nella legge precedente che normava la vita della scuola e le competenze, per esempio, del collegio dei docenti, che è vero, siccome qui ci sono molti insegnanti, lo sappiamo, e molti di noi in collegio
rinunciavano a partecipare al governo della scuola, non senza ragione, perché chi è insegnante sa che nella scuola vige una cosa che ultimamente ho sentito chiamare delirio burocratico, che non è casuale, perché se impieghi tutte le mie energie a prepararti questo, a farti questa relazione, adesso a farmi il curriculum, adesso qui eccetera, che poi sfianchi così anche il mio senso critico e la mia voglia in collegio di esercitare invece un diritto al quale non dovremmo mai rinunciare, no? E quindi lo sappiamo, molti di noi in collegio aspettavamo che finisse, eccetera, ma per chi voleva c'era la possibilità di partecipare al governo della scuola. Per esempio, nella norma c'era scritto che il collegio elabora e approva il piano dell'offerta formativa, cioè approva il piano, gli insegnanti riuniti in collegio decidono qual è l'offerta formativa di quella scuola. Nella buona scuola c'è scritto che il collegio elabora, non approva, elabora il piano dell'offerta formativa, ma guarda un po' che casualità. Elabora. Allora, molti dirigenti solerti, alcuni sono anche più realisti del re, alcuni dirigenti cosa hanno fatto? Sulla base di questo elabora, si sono riuniti 3 o 4 insegnanti, gli hanno fatto scrivere il POF e pretendevano che quello fosse il piano dell'offerta formativa. Elabora. Io per esempio nella mia scuola, perché la votazione del collegio dei docenti stava passando per essere una concessione del re, ho dovuto sollevare un problema di carattere proprio normativo, dire al dirigente: ma tu se non hai una delibera del collegio dei docenti, come fai a dire che l'ha elaborato il collegio? Cioè, l'hanno elaborato i tuoi 3 collaboratori. Comunque, questo per dire che l'obiettivo e il principio che sottende tutte queste riforme è proprio la marginalizzazione delle persone e la concentrazione del potere nelle mani di pochi. Come diceva lei, ci voglio ritornare su questo, con la chiamata diretta dei presidi è stato approntato uno strumento che si presta ad sicuramente discriminatorio, ma che si presta ad un uso di tipo ideologico. Io per esempio sono un insegnante di storia, devo parlare anche adesso di Costituzione. Io, se non è gradito quello che io dico, fra 3 anni, pur essendo io un insegnante di ruolo a fine carriera, forse a fine, perché il traguardo della pensione si sposta indefinitamente, senza contare che si sposta per via motivato dall'aumento della speranza di vita, invece la speranza di vita sta pure riducendo. E quindi io sono, se è sgradito il mio modo di affrontare la questione, per esempio, della storia delle leggi elettorali in Italia, il dirigente prende fra 3 anni, non mi rinnova il contratto. Cioè, qui non c'è bisogno della riforma della Costituzione, cioè il fatto che la prima parte della Costituzione, quella dove sono indicati i principi, non sia toccata, non vuol dire niente, cosa che alcuni indicano come motivazione per votare a favore. Non vuol dire nulla, perché l'enunciazione mera dei principi non serve a niente se poi non vengono approntati e difesi gli strumenti affinché io quei principi li possa esercitare.
È incredibile questo. Non so se ho ancora tempo, non ne ho, no, grazie. Grazie alla professoressa Lucia Chessa. La parola ad una rappresentante del sindacato Gilda degli Insegnanti, Paola Mossa. E intanto porto i saluti di Maria Domenica Di Patre, che sarebbe dovuta essere qua con noi stasera, ma è stata trattenuta a Roma. La Gilda degli Insegnanti è un'associazione di categoria. Non mi piace definirla sindacato, per forze di causa maggiore poi siamo stati in qualche modo costretti anche a dedicarci, ad occuparci dei diritti sindacali. È un'associazione che non ha mai avuto, infatti al suo interno, ha sempre come dire, promosso la pluralità, il confronto, non ha mai sostenuto un partito o un governo come magari è stato fatto da altri sindacati, insomma, senza stare qua a nominarli. Qual è stato lo scopo che ha portato la Gilda degli Insegnanti in questa circostanza, a partire veramente dall'anno scorso, invece a prendere delle posizioni abbastanza nette, abbastanza forti rispetto a delle scelte del governo che non ci trovavano per niente d'accordo. Si diceva prima dei legami forti che legano appunto la nostra Costituzione al diritto all'istruzione. La nostra Costituzione sancisce in modo chiaro che il diritto all'istruzione deve essere gratuito, soprattutto per quella che è la fascia dell'obbligo scolastico, e deve soprattutto essere accessibile a tutti quanti, così come deve essere libero l'insegnamento. Portare i ragazzi a confrontarsi con persone che vedono d'accordo la vita anche in modo diverso significa veramente presentare il mondo sotto tutte le sue sfaccettature. Non ci piace una scuola dove il punto di vista è uno e uno solo. Non è il modo corretto di educare i nostri ragazzi. I nostri ragazzi devono essere educati a pensare in modo libero, d'accordo? Attraverso proprio il confronto, la discussione, il dibattito. Questo non è, perché nel momento in cui noi veniamo sottoposti a delle valutazioni di cui poi vi racconterò, delle valutazioni che in qualche modo vorrebbero uniformare l'insegnamento rispetto a dei criteri che non sono condivisi dal corpo insegnante, ma che vengono in qualche modo stabiliti dall'alto, ecco, questo veramente non credo che sia il modo di preparare i ragazzi alla vita. Noi veniamo veramente, come diceva la collega, la scuola soprattutto in questi ultimi anni è diventata abbiamo veramente da confrontarci con scartoffie di vario genere, una burocrazia che va aumentando a dismisura e poi abbiamo sempre minor spazio per quello che dovrebbe essere la scuola. C'è un luogo di confronto, un luogo di crescita. La riforma, la legge 107 a cui accennava prima la collega, ha al suo interno, cosa che è stata contestata dallo scorso anno scolastico in maniera abbastanza chiara, abbastanza forte, anche se poi il coro di voci forte e potente è stato in qualche modo silenziato anche dai mezzi di comunicazione, perché è stato dato poco spazio, poca luce alla protesta, presenta dei punti che vanno contro quella che è la nostra Carta Costituzionale. Intanto noi ci troviamo davanti ad una figura di un dirigente scolastico che viene, come dire, rafforzate le proprie prerogative in misura proprio esponenziale, lasciando dei margini di discrezionalità che non sono assolutamente accettabili.
E faccio un esempio per tutti. La collega, per chi non è insegnante, intanto c'è da sottolineare questo, che si parla tanto di migranti e di fatto la legge 107 ha creato un nuovo tipo di migranti, perché abbiamo visto quest'anno, già dall'anno scorso, uno spostamento di docenti che vanno dal sud al nord Italia, dal nord Italia al sud Italia, in modo del tutto irrazionale, in modo del tutto irrazionale. Ma tornando a quello che dicevo per quanto riguarda la valutazione e il dirigente, gli insegnanti di vecchia data, come posso essere io, come può essere anche Nicola, che abbiamo insomma qualche anno di insegnamento, ci troviamo ancora, come dire, parzialmente tutelati, fino a quando non dovessimo decidere di far domanda di trasferimento, perché se no andremo a rientrare in quelli che vengono chiamati ambiti territoriali, con la possibilità di venire scelti, d'accordo, dal dirigente in base non si sa bene a quali criteri. Non conta il nostro curriculum professionale, non conta la nostra anzianità di servizio, non conta quello che noi abbiamo dato e fatto per la scuola. Chi stabilisce se noi siamo bravi o meno è il dirigente, non si sa bene in base a quali criteri. L'anno scorso la nostra battaglia è stata veramente... noi ci siamo sentiti umiliati perché siamo stati accusati di essere contro la legge 107 perché eravamo contrari alla valutazione. Gli insegnanti sono autoreferenziali, gli insegnanti non vogliono che nessuno parli e discuta della scuola. I termini della questione non sono questi. Noi siamo per una valutazione, ma per una valutazione che sia trasparente. Io non posso essere valutata, a parte il fatto che veramente trovo assurdo che in Italia gli unici che vengano sottoposti ad una valutazione costante, gli unici siamo noi, Nicola, mi pare che l'unico problema siamo noi. Noi abbiamo un registro elettronico e i genitori possono quotidianamente verificare quello che facciamo in classe, d'accordo, quotidianamente, non mensilmente, non a campione, ma quotidianamente i genitori possono entrare nei nostri registri, possono verificare quello che noi facciamo in classe, possono vedere le nostre programmazioni, possono vedere le nostre relazioni. Quindi veramente questo, diciamo, penso che la valutazione, ci sono i ragazzi, ci sono i genitori, l'utenza diretta. Ebbene, la valutazione non è questo, perché di fatto poi quali sono i criteri su cui noi veniamo valutati? Anche questi dei criteri che vengono stabiliti da un comitato composto da, per quanto riguarda la scuola superiore, di solito di norma 2 dirigenti scolastici, perché c'è un dirigente scolastico e un altro membro che viene nominato dall'ufficio scolastico, che è solitamente un secondo dirigente, un genitore, uno studente, un insegnante nominato dal consiglio di istituto e degli insegnanti nominati dal collegio dei docenti. Molti collegi ci siamo rifiutati di nominare i nostri rappresentanti, ma per quale motivo? Perché ridicolo e assurdo. Cioè, se io devo essere valutata come docente, devo essere valutata per quello che io faccio in classe rispetto alla disciplina che io insegno, d'accordo? Quindi a valutarmi deve essere un esperto della materia. Non devo essere valutato per quello che di più, di tutto e di più posso fare all'interno della scuola. Cose importanti, cose che possono servire alla scuola, ma che niente hanno a che vedere con quello che io quotidianamente devo trasmettere e condividere con i miei ragazzi. Altro, sono troppo... c'è tempo, no? Perché vedevo che mi facevi... No, ma tanto c'è Nicola, perché ci sono tante altre cose di cui parlare. Grazie. E sono tutte legate alla libertà di insegnamento. Grazie e scusate per questa mia severità, però mi piacerebbe anche dare la parola anche ad altre persone che ci hanno raggiunto stasera e che non erano presenti tra gli interventi preordinati. Volevo infatti dare la parola al consigliere regionale dei Rossomori, Emilio Usula, che è anche componente del comitato sardo per il no. Grazie.
un saluto a tutti e da intruso prometto di rubare pochissimo tempo perché non sono tra gli interventi programmati, però visto che ieri è stato costituito il Comitato Sardo per il No, ho pensato fosse opportuno anche portare il saluto del Comitato Sardo per il No. Perché un altro comitato? Perché come diceva Roberto e come qualcuno dall'Aula ha anche rilanciato, io credo che sia davvero opportuno che tanti comitati su vari temi, sui vari aspetti si riuniscano, si formino e rilancino l'opposizione a questo che noi ieri abbiamo definito un vero e proprio colpo di Stato. Un vero e proprio colpo di Stato. Nel Palazzo della Regione, nell'aula del Consiglio regionale, sentiamo quasi ogni giorno che l'aula si riunisce ribadire un concetto, che è necessario assolutamente rafforzare l'istituto di autonomia, rafforzare le prerogative anche legiferanti della Sardegna. Io dico, e lo sappiamo benissimo, che con questo referendum, se il risultato di questo referendum dovesse essere sì, è chiaro che le prerogative di una regione a statuto speciale non solo non potranno essere difese, ma sarà difficilissimo, sarà quasi impossibile riscriverlo con un qualche punto che possa migliorare le nostre prerogative, le nostre specialità. L'altro giorno, perché devo proprio rubare pochissimo tempo, abbiamo presentato e abbiamo discusso una mozione che a mio parere è emblematica, la mozione in cui si discuteva e ci si opponeva alla costruzione di una mega centrale termodinamica nel territorio di Decimopuzzu Villassor, un territorio straordinario dal punto di vista della capacità agricola, dove una multinazionale intende piazzare una centrale termodinamica, utilizzando l'aumento di potenza installata. Cioè una cosa del genere poi risale alla questione del criterio di supremazia di interesse nazionale. Per dire solo un esempio, però è stato toccato anche l'esempio della servitù militari, delle scorie. Davvero, se noi non ci sappiamo e non ci sapremo opporre il 5 di novembre, io credo che per il 5 di dicembre, il 4 di dicembre, io credo che rimarrà, ho sbagliato, il 4 novembre è il giorno, 4 novembre è il giorno dei morti, che cos'è? E comunque, se non ci sapremo opporre in quell'occasione, io credo che alla Sardegna e alle specificità della Sardegna rimarrà ben poco. Grazie. Grazie Emilio Usula. La parola adesso al componente del coordinamento nazionale dei Cobas Scuola, Nicola Giua, che ha fatto il viaggio con me da Cagliari a Nuoro e mi ha raccontato tutta la storia delle discriminazioni dei Cobas dal 1988. Per cui la cosa... Io immagino che, ed è una domanda che vorrei fare a Nicola, che i rischi, i pericoli dell'attuazione, dell'applicazione della riforma costituzionale accelerino anche le discriminazioni tra quei soggetti che sono protagonisti delle diseguaglianze. Prego. Sì. Ma questo ce la fa. Sì. Allora, infatti Roberto è sceso prima di entrare a Nuoro, mi ha chiesto lasciami qui al supermercato. La nostra comprensione. No, io partirei da questo, da Costituzione sostanziale e Costituzione materiale, cioè un problema di questo tipo. Questa cosa è legata sia a ciò che è accaduto nella scuola negli ultimi decenni,
e sia ciò che sta accadendo nel mondo, insomma, italiano in generale. Io e noi Cobas riteniamo che la Costituzione non debba essere modificata. Può essere modificata per alcuni aspetti della seconda parte nei quali può anche essere migliorata. Certo non può essere stravolta in questo modo assolutamente delinquenziale, ma dovrebbe essere applicata. La cosa vera è che la Costituzione italiana non è mai stata applicata in moltissime sue parti fondamentali, non nella terza parte, nella quarta parte, nell'ordinamento giuridico, politico, nelle parti fondamentali, e in alcune parti, quando è stata applicata, le norme italiane l'hanno applicata in maniera assolutamente distorta e l'hanno violata. Per rimanere alla scuola, nella scuola noi abbiamo avuto un percorso che, badate, nasce da quegli anni, quindi con tutti, insomma, i pro e i contro, le difficoltà, le differenze, tutto ciò che noi possiamo dire storicamente in molti personaggi. Sapete bene che però già solo dire che questa Costituzione ha come padri e madri nobili la Boschi, Verdini, Cicchitto, Alfano, Renzi, Napolitano, insomma, e dall'altra parte avevamo Calamandrei, Togliatti, insomma, Terracini, Benedetto Croce, insomma c'era qualche personaggino che oltretutto non si è riunito in qualche segreta stanza o si è fatto dettare le cose, no, si sono seduti per 2 anni quasi dopo aver avuto un mandato popolare in maniera assolutamente proporzionale, e hanno studiato e trovato delle soluzioni con mediazioni, ovviamente. Quindi qualcuno era più in accordo, qualcun altro era meno in accordo per alcune cose. Alla fine hanno trovato la quadra per quella Costituzione, che è comunque una buonissima Costituzione. Qualcuno dice che sia la Costituzione più bella del mondo, forse è così. Però certo non è la, lo diceva una volta, quando, no, ma non è solo che hanno pagato meglio, perché allora la nuova Costituzione la faceva Berlusconi e non gli amici suoi. Siccome adesso l'hanno fatto gli amici suoi, va bene così, anche toscani, anche corregionali, quindi si ha un doppio. Quindi insomma, da lì partiamo. Ci sono poi, sapete, che insomma, ci sono molte parti della Costituzione, compresa tutta la parte del regionalismo, cioè le regioni sono nate di fatto, a parte insomma, le regioni speciali come la Sardegna, statuto speciale negli anni 70, perché per alcuni decenni sono state lì a giocare su questa cosa, a tirarla, sono stati interventi alla Corte Costituzionale e quant'altro. Anche nella scuola noi abbiamo vissuto degli anni di passaggio, decenni nei quali ci sono state delle modificazioni, e modificazioni a mio e a nostro parere ovviamente in melius, nel senso che siamo passati dalla scuola dell'avviamento, venivamo dalla seconda guerra mondiale, da un paese distrutto, e quindi la scuola media unica, il tempo pieno nel 71, i decreti delegati nel 70. Badate, io sono entrato nella scuola, sono maestro elementare, sono passato di Roma nel 1983, quindi insomma, avevo 20 anni, e i colleghi che erano più anziani, che erano già a scuola negli anni 60-70, mi dicevano che loro negli anni 70, i primi anni 70, avevano occupato le scuole contro i decreti delegati, perché era una riforma di destra, perché la mediazione che c'era stata era assolutamente, secondo loro, riduttiva di ciò che poteva essere una vera democrazia scolastica. Poi c'è stata quella mediazione, ma in confronto quella roba cioè forse chi non vive oggi nella scuola non sa cos'è accaduto, in particolare negli ultimi 2 anni e nell'ultimo anno. Siamo al delirio di onnipotenza da una parte, e dall'altra siamo al delirio di rincoglionimento della classe docente, di chi ci lavora, dei genitori, tutti coloro che vivono la scuola quotidianamente, perché questa è la vera cosa. Noi cattivi non sono mai da una parte, c'è sempre dall'altra un popolo bue che accetta quella roba. Perché io vorrei capire, anche questa roba, il job back, potremmo stare a parlare serate intere di tutti i vari meccanismi, passaggi, le cose, ma la cosa vera è che quella roba lì, quegli anni hanno fatto sì che pur con quella maledetta democrazia cristiana, PC, schifosi, maledetti, tutto ciò che possiamo dire, tutto il male del mondo, però era gente che aveva una testa politica e sapeva che aveva un popolo davanti a cui doveva rispondere e a cui doveva dare risposte. Poi non tutti siamo stati
d'accordo su quelle cose, però le facevano e le facevano in un certo modo. E quindi la scuola, in particolare la scuola, per tutte queste cose, ma poi fino agli anni 80, nel 79 sono stati fatti i nuovi programmi della scuola media, nel 77 è stata fatta la legge 517 di integrazione, la migliore scuola, quella sì la migliore legge al mondo. Non so se tutti sanno che ancora oggi negli altri paesi d'Europa i disabili stanno negli istituti, non stanno nelle scuole, ce la studiano da tutto il mondo, vengono a vedere come è stata applicata grazie al lavoro di chi vive nella scuola, perché altrimenti non avremmo applicato niente nella scuola con i mezzi che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni. E invece qui da noi, lì, negli altri paesi la studiano e noi scimmiotiamo i paesi anglosassoni, gli invalsi, gli Stati Uniti, cose che lì stanno dismettendo perché hanno disintegrato le scuole, le hanno distrutte. E allora, mancano 3 minuti all'introduzione, non ho capito. No, perché mi distraggo, preso dall'enfasi mi distraggo. No, e quindi no, vado velocemente. Il punto qual è? Secondo me è diviso in due. Da una parte c'è una cosa, che tutte queste cose hanno fatto sì, e anche la gratuità vera, perché lì era applicata la Costituzione. Io quando sono andato all'università pagavo i miei genitori pagavano 2 soldini di iscritto, un modellino, si inviava. 17.000 lire. C'era il presalario. Io abitavo a Quartu, quindi ero lì, non c'era un problema. Io ho avuto centinaia di amici che venivano da fuori e hanno potuto vivere. Quello si chiamava ascensore sociale. Cioè i figli di chi non aveva studiato in quegli anni, negli anni 60, 70, 80, in Italia, hanno studiato. Il figlio del pastore, se era capace e meritevole, come è scritto nella Costituzione, poteva diventare dottore. Oggi non è più così. Oggi non è più così perché mio figlio, forse, andrà all'università con grande sacrificio. E certo non potrei pagare l'università fuori, a Stavriskis. No, siccome vedo che ci sono colleghi e colleghe, ne conosco tantissimi che si svenano, che quasi non vivono loro per pagare le spese ai figli, e dal loro punto di vista lo capisco. Però siccome io abito lì, in quella zona, e quindi lui è lì, e quindi quantomeno si prende, va e te ne va all'università a Cagliari. Non è che ti mando fuori perché è più bella fuori, no. Più bello dopo, quando vai e ti fai le altre cose. Ma perché con i nostri stipendi, mentre un maestro elementare 40 anni fa se lo poteva permettere, oggi non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere perché le spese non lo consentono. E allora, il punto qual è? Il punto che non ci sono più le azioni sociali e non c'è più visione del futuro. È ovvio. È la scuola che c'entra. La scuola c'entra. Perché c'è questa ideologia imperante, selvaggia, del capo, del dirigente che deve sapere, a parte il fatto che il livello è assolutamente infimo, veramente infimo, assolutamente infimo, perché io sento delle cose nelle scuole, ma proprio di caduta, proprio del rapporto minimo di buona creanza tra le persone. Cioè stanno avvenendo fatti nei quali sono colleghi e colleghi, chiedono la parola in collegio, c'è gente, ci sono dirigenti che rispondono, no, lei non parla perché lo decido io. Lei sta dicendo delle cose, cioè cose fuori dal mondo. Guardate che se fosse successo 30 anni fa gli avrebbero tirato i colleghi le sedie in testa. Ma non poteva succedere. Perché non l'avrebbero fatto? Ma perché mediamente diventavano presi dei direttori didattici quelli che erano, insomma, non dico i migliori, ma gente che di scuola ne capiva, che avevano esperienza, che erano docenti che nelle loro materie avevano una grande conoscenza e sono sempre stati stimati. Oggi non è così. Oggi stanno diventando dirigenti gli scalzacani, perché anche solo per fare il concorso devi essere stato collaboratore dei dirigenti, devi aver fatto questa funzione, tutto tranne che insegnare. Tutto tranne che insegnare. Questa è l'altra vergogna della buona scuola. La collega diceva, anche la collega pensa prima diceva, 3 anni, mi fanno il contratto per 3 anni. La cosa grave è che c'è un personaggio, una persona che deve decidere sulla base di quale curriculum, si capisce per cosa, che mi accoglie in quella scuola per 3 anni. E poi, dopo 3 anni, badate, questo io penso che sia un unicum al mondo, senza alcuna motivazione, ti dice, beh, cara mia o caro mio, sono decorsi 3 anni, sei anche bravo, ma io ho un'altra
ho un'altra idea in testa della figura che mi serve, quindi cercati alloggio da un'altra parte perché devi arrivare, e in un paese come in Italia, quest'anno ancora erano un po' incasinati, ma adesso mi immagino appena inizia il giro di amici, parenti, conoscenti, cognati, l'amico dell'amico, poi non lo farò io dirigente, ma lo fai tu dirigente amico, e poi io lo faccio a te quando servirà, e che sarà mai? Ne abbiamo esempi illuminanti anche all'università da questo punto di vista, dei baronati, ci sarà il baronato scolastico, e allora... che gli dobbiamo, chiudo su questo, chiamata diretta, calcio nel sedere senza motivazione dopo 3 anni, bonus premiale, ma chi vuoi premiare? Ma quello il bonus viene per ogni elezione nuova. Certo, il bonus premiale, certo, il bonus premiale. E poi all'interno anche quest'altra cosa dei ragazzi che devono abituarsi ad essere precari per tempo, e quindi l'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è sempre esistita. Esisteva nei tecnici e nei professionali, quindi negli istituti professionalizzanti, e quindi le singole scuole la organizzavano come si deve. Ci sono anche esempi illuminanti, anche a Nuoro, in tutta la Sardegna, di cose serie, interessanti che sono state fatte negli ultimi decenni. Adesso no. Nell'ultimo anno, addirittura, comprese molte scuole di Nuoro, che hanno fatto, siccome devono farle, adesso quest'anno è il primo anno di applicazione, da quest'anno siamo già al secondo, quindi obbligatorio anche per le terze l'anno scorso, le quarte anche quest'anno, dall'anno prossimo terze, quarte e quinte. Nel triennio devono fare 200 ore nei licei, dove non è mai esistita, e 400 ore nei tecnici e professionali. E le fanno dove gli capita, perché qualcuno gli ha messo in testa, anche le famiglie e i ragazzi, che sono obbligati, che se non lo fanno, e questo qualcuno è anche qualche testa di cacchio di collega insegnante, calzacane di qualche dirigente, che gli racconta che sono obbligati, che se non lo fanno e la scuola non riesce a organizzare, se lo devono cercare loro l'altra scuola lavoro, e quindi tutti lì a cercare parenti, amici, conoscenti, dove faccio l'alternanza, perché altrimenti in quinta ti bocciano, non puoi essere ammessa all'esame. Ovviamente è una cazzata cosmica, però stanno raccontando queste cose. E allora qual è il punto, il problema? E chiudo veramente su questo. Il punto è che davanti a questa situazione, a questa condizione, noi dobbiamo, nella scuola intanto ci dovrebbe essere veramente un afflatto di ribellione, perché l'anno scorso c'è stato il più grande sciopero della scuola. E poi, finita, approvato durante l'estate, siamo stati tutta l'estate ancora in ballo nel 2015, poi approvato. Ovviamente vedete bene che la maggior parte degli altri organi sindacali ha tirato il remo in barca ed è tornata a cercare di fare gli accordini, non ultimo quella boiata, cioè che per andare 3 anni prima in pensione devo prendere un mutuo per 20 anni, ma come cacchio gli può venire in mente roba del genere alla Camusso e Soci di andare, non solo andare a sedersi a un tavolo, no, fanno anche l'accordo su questa roba, e quindi quello è un problema grave. Sì, c'è sindacato, è certo, ne parlavo oggi con Roberto, ma scusate, ma come si fa a essere liberi a proposito di Costituzione? La Costituzione prevede anche lì delle cose chiare. I sindacati devono essere delle organizzazioni a base democratica. L'hanno mai applicata? Quella norma l'hanno mai fatta? No. E infatti non sono. Non c'è obbligo di bilancio, non c'è obbligo di alcuna base democratica certificata, registrata, perché altrimenti qualsiasi iscritto può fare ricorso alla sua organizzazione se i passaggi non sono democratici. Non l'hanno mai fatto, dal 1948 è rimasto così. È certo che è così, ma come si fa a essere liberi quando tu dipendi alle tue organizzazioni? Guarda, ti faccio solo un esempio, come dicevo prima a Roberto oggi in viaggio. Cioè entrano solo ai patronati e ai CAF, non so se sapete quanto è il giro d'affari annuale. Gli ultimi dati 2 anni fa sono 3 miliardi e mezzo. Ma chi prende 3 miliardi e mezzo dallo Stato per attività che dovrebbe fare lo Stato in uffici pubblici e che potrebbe dire con un decreto di legge, da lunedì queste cose le fanno l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, assumiamo un po' di gente in più e le fanno loro, deputati a farlo, e voi andate a difendere i lavoratori. È ovvio che non puoi andare oltre una certa soglia, non te lo puoi permettere. E allora, tornando alla scuola, e chiudo veramente, non si può vivere sotto ricatto. Guardate che il clima nelle scuole ormai le caserme in confronto sono dei parchi giochi, perché io sento delle cose, guardate, solo negli ultimi 3 giorni mi sono arrivate, perché adesso prima le dicevano così, le sparavano, non le scrivevano, adesso le stanno proprio scrivendo
in circolari, perché ormai il delirio di onnipotenza è assoluto. E quando tu hai a fianco dei collaboratori, i nostri colleghi sarebbero, che sono cooptati dal dirigente e che prendono ore per far quello, e che da quest'anno, sapete che gli insegnanti che dovrebbero fare il potenziamento vario, moltissimi invece sono sulle cattedre dei colleghi amichetti dei dirigenti, li stanno sostituendo, e quelli non vanno in classe a insegnare e fanno i portaborse dei dirigenti, in più, quindi non vanno più in classe, o per gran parte delle loro non vanno in classe, sono retribuiti col fondo d'istituto, sono retribuiti col bonus premiale, e in più hanno anche la precedenza per fare i concorsi. Ne volete di più? E quindi la gente che deve fare? La gente dovrebbe ribellarsi davanti a queste cose, però questa è la situazione, dobbiamo ripartire da zero. E allora, per ripartire da zero, anche la Costituzione e anche il referendum è un'occasione da non perdere, perché se passa il sì, tutta questa roba è acclarata. Se passa il no, c'è qualche speranza di cambiarle queste vergogne. Grazie. Prego, signora. Quindi c'è caldo. E adesso, quando parlo? No, ma lui mi tirava perché lo sai, io potevo Stavi esaurendo. No, tutti e due, signora. Li deve Stava esaurendo quasi tutto quello che io volevo dire. Perlomeno sulla scuola decisamente sei stato molto efficace. Per quello ti avrei regalato ancora qualche minuto, volentieri. C'è una cosa però che mi preme dire, ed è questa. Anzitutto c'erano anche le madri nella Costituente, alcune, poche, ma c'erano, del calibro di Nilde Iotti, di Giglia Tedesco, e non ce le dimentichiamo, insomma. Poi c'è anche da dire che già Anna Kulishov ai primi del Novecento diceva che non si hanno diritti se non si è in grado di difenderli, di esigerli. Ecco, quello che è successo nella scuola purtroppo è decisamente questo, perché io mi ricordo i miei colleghi che quasi si prostituivano per qualche ora aggiuntiva, qualche ora eccedente. Certo, c'era il problema del denaro, perché prima sono stati affamati gli insegnanti e poi loro hanno dovuto ingoiare parecchio, insomma, a cominciare proprio dal fatto che si accollavano delle ore aggiuntive, con ciò svilendo il significato, il portato delle ore di docenza in classe, insomma, che andavano invece difese, perché se tu dici ok, io mi prendo 3-4 ore perché tanto lo posso fare, tanto non è così intensa la prestazione, è chiaro che poi ti arrivano d'ufficio. È quello che è successo, ed è successo di peggio, mi rendo conto. A parte questo, io volevo davvero richiamare l'attenzione sul fatto che, per esempio, non si capisce per quale motivo sono come mimetizzati i sostenitori del sì. Ma cosa sta succedendo? Io pongo la questione perché ho sentito fare anche discorsi di questo tipo. Non serve a niente andare a votare no, perché tanto, se anche si riesce a spuntarla e a far vincere il no, cosa ci possiamo aspettare dal Renzone nazionale, insomma? È proprio perché sono una fan sfegatata del Renzone nazionale che volevo essere breve, forse non ci riuscirò, però, perché volevo essere veloce. Però voglio dire, dove sono? Perché si nascondono? Questo discorso che tanto, anche se il no vince, poi il Renzone avrà modo di rovesciare la frittata dicendo che sì, va bene, ha vinto il no, però a fronte di tutti quelli che in teoria dovevano sostenere il no, il sì pesa tanto, io peso tanto, lui avrà la pretesa di dire
io peso tanto. Vabbè, io dico che anzitutto bisogna assolutamente che non la spunti, dopodiché gliela renderemo difficile e pesante da rigirare questa frittata, perché davvero non bisogna più smobilitare. Questi comitati per il no penso che debbano trovare di che alimentarsi, cioè di che alimentarsi a livello ideologico, per carità, ce ne daranno a voglia, ma di che alimentarsi materialmente per resistere, per continuare, perché è chiaro che non finisce con la vittoria del no, che secondo me ci sarà e sarà anche significativa. La condizione più importante penso che sia proprio quella di moltiplicarli questi comitati, perché è attraverso questa partecipazione diretta, il coinvolgimento, il fare, che si aumenta la base della resistenza, perché è questo che siamo chiamati a fare adesso, no? Resistere. Poi su tutto il resto, compreso il fatto che dall'illuminismo che i principi della nostra Costituzione attendono di essere realizzati, va bene? E che invece siamo in una fase di ripiegamento totale. Ecco, a questo proposito, ho già detto in altra situazione che personalmente non solo non sono disponibile a questa riforma, ma veramente a nessuna riforma, perché questi tempi sono tempi di arretramento sul fronte dei diritti e quindi non sono favorevoli a noi che invece i diritti li vogliamo difendere. Quindi nessun cambiamento davvero, perché non mi si venga a dire che si vuole cambiare perché si vuole cambiare, basta, l'abbiamo già detto, non è un valore in sé il cambiamento, perché se cambiando ti avvicini sempre di più all'abisso, io non credo che sia positivo. Ho finito. Grazie. Grazie. Forse stasera ce ne sono pochi sostenitori del sì. Ci sono altri interventi? No. Volevi dire qualcosa, Graziano? Diglielo anche a Graziano brevemente, perché è il mio vizio anche lui. No. Grazie, buonasera a tutti. Io parlo qui, sono qui ovviamente a nome dell'ANPI. Devo dire subito una cosa, che questa manifestazione è stata comunicata all'ANPI nazionale e quindi ho avuto modo di ascoltare e di sentire dagli stessi che dell'impegno che c'è appunto a tutti i livelli e che Nuoro comunque perché questa è la terza manifestazione dove noi come ANPI diamo un contributo abbastanza significativo e quindi, come dire, ci pone un po' in primo piano. E ovviamente hanno trasmesso a tutti voi, a tutti noi, un buon lavoro e quindi di essere al massimo produttivi. Comunico inoltre che l'ANPI sarà impegnata proprio questa settimana, domenica prossima, alla Marcia della Pace, che si svolgerà la Marcia Perugia-Assisi, dove sarà presente con il suo striscione. E ricordando proprio questo fatto, mi preme ricordare l'articolo 11 della nostra Costituzione che dice che l'Italia rifiuta la guerra. E questo è tutto un dire, è tutta una teoria, perché nei fatti quando sentiamo parlare anche di missioni di pace che io non riesco mai a capirne il vero significato, visto che le missioni di pace non sono altro che una grandissima mobilitazione di carri armati, mitragliatrici, F-35, bombe e quant'altro. Quindi voglio dire, anche questo articolo 11 in un certo qual modo, anzi, è sicuramente violato rispetto a quelle che erano le intenzioni dei padri costituenti.
E proprio ricordando questi, quando hanno scritto questa Costituzione che oggi purtroppo siamo chiamati a difendere, hanno sottoscritto questa Costituzione pensando proprio a quella che era la volontà del popolo, a quella che era l'aspettativa del popolo, perché al popolo comunque bisognava dare parola e dare risposte. E quindi le risposte erano quelle della politica, dell'organizzazione dei partiti e di tutto ciò che da lì doveva derivarne. Quindi una politica sana, una politica che dava risposta alle aspettative del dopoguerra allora e di quelle che sono, come dire, però i principi universali che in essa sono contenute, come il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. Oggi questa riforma si presenta proprio come una riforma per legalizzare quella che è la cattiva politica. Cioè la politica che oggi rifiuta questi principi costituzionali perché hanno da salvaguardare ben altro, cioè salvaguardare quella che è dare una copertura alla politica che è inquisita sotto 1000 aspetti per quanto riguarda le questioni, la corruzione. I traffici che ci sono nella politica, il clientelismo e tutto quello che comunque oggi ci fa, porta in risalto quelle che sono le cronache legate appunto alla cattiva politica. Quindi sostanzialmente oggi non è tanto un miglioramento, come si diceva prima, quelli che sono i principi costituzionali, ma è un retrocedere a quelli che sono i diritti conquistati appunto nel momento in cui questa Costituzione li aveva emanati. Ecco, quindi l'ANPI, è sempre impegnata su questo. Do un'ultima comunicazione che è appunto per questo impegno che c'è a tutti i livelli, che il 4 e il 5 novembre ci sarà una diretta di 24 ore in streaming per chi volesse comunque prendere contatti con l'ANPI, seguire questa non stop di 24 ore dove si parla appunto di diritti del popolo. Tutto qui. Grazie. Scusate. Grazie. Graziano Pintori, componente del Comitato per il No di Nuoro e dell'ANPI. Ci sono altri interventi? Prego. Allora, si è parlato perché anche le parole hanno la loro importanza. Si parla di riforma costituzionale. Non è una riforma, non si deve parlare di riforma, si deve parlare di golpe anticostituzionale o magari se proprio vogliamo essere così più moderati, parlare di controriforma. Io ricordo che, siccome ho una certa età, che di riforme si parlava, per esempio, quando ci fu la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Le riforme erano queste, erano le riforme di struttura, erano le cose che toccavano veramente l'organizzazione, i pilastri portanti della società. E c'era qualche cosa, allora e anche per un certo periodo, io direi che anche se la Costituzione in gran parte non è mai entrata, la Costituzione non è mai entrata in vigore, perché appunto già dall'inizio, cioè l'idea della riforma, della cosiddetta riforma della Costituzione, c'è da sempre, da quando si parlava
di norme che dovevano essere applicate immediatamente, di norme costituzionali immediatamente precettive e di norme programmatiche, quindi di una Costituzione di norme costituzionali che in pratica non dovevano essere mai applicate o applicate con grande ritardo e con grande fatica. Oggi cosa succede? Che secondo me l'articolo 1 già, il primo articolo della Costituzione è stato se non abrogato, quasi è stato messo da parte, perché si parla dell'Italia che è cioè come repubblica democratica. Sul termine repubblica, col termine repubblica possiamo intendere tante cose e quindi ci può anche stare. Ma democratica direi che non lo è da tempo e che comunque oggi siamo in piena oligarchia. Quindi chiamiamola una repubblica oligarchica, una repubblica autoritaria, una repubblica repressiva, ma certamente non è una repubblica democratica. E io vorrei ricordare, mi viene sempre in mente la definizione che Lenin dava di democrazia, una definizione che Lenin dava di democrazia. Diceva costui che la democrazia è un sistema politico nel quale anche una massaia o una cuoca, adesso non so l'esatta traduzione dal russo, è in grado di far funzionare la macchina dello Stato. Oggi cioè anche con la nostra Costituzione, anche nei periodi migliori della nostra Costituzione, certamente questa situazione si è mai verificata, perché appunto sempre rimanendo all'articolo primo, dunque noi andiamo a raffigurarci una democrazia di tipo rappresentativo, che potrebbe poteva diventare una democrazia che poteva tendere a diventare una democrazia di tipo partecipativo. Adesso quanti partecipavano prima nei periodi migliori e quanti partecipano adesso? Adesso siamo appunto in piena oligarchia. Dunque, dunque, ecco, questo, cioè, ne abbiamo delle dimostrazioni che precedono anche i discorsi sulla riforma. Quando vediamo l'abrogazione delle province, quando vediamo la riduzione dei componenti dei consigli comunali e dei consigli regionali, che cosa abbiamo? Abbiamo un massacro della rappresentatività. Cioè, era poco, cioè eravamo già mal rappresentati, eravamo già poco rappresentati e adesso lo siamo ancora di meno. Basti l'esempio del consiglio comunale di Nuoro per stare ai numeri, perché è quello che mi consente di richiamare immediatamente i numeri, e che il consiglio comunale fino alla scorsa legislatura era formata da 40 consiglieri. Oggi è formato da 24. E dov'è la rappresentatività? A me in questo consiglio comunale, per essere, non mi rappresenta nessuno. Perché? Anche solamente per un fatto puramente numerico.
poi anche quindi anche poi l'abolizione, che poi non è, vabbè, che poi è cooptazione, è asservimento del Senato, ma anche se questa controriforma, se questa attività golpista avesse, come si dice, abrogato il Senato, avremmo avuto un monocameralismo, avremmo avuto una coerenza col discorso che viene portato avanti. Ma comunque anche qui abbiamo un massacro della rappresentatività, abbiamo meno rappresentanti. Non si tratta, secondo me, praticamente di diminuire il problema, non è diminuire i rappresentanti, il problema è quello di ridurre le indennità, e allora sarebbe già invece. Fra l'altro, ecco, mi viene da citare l'esempio di un Parlamento, perché noi dobbiamo sempre pensare a ciò che fanno negli altri paesi, di un Parlamento unicamerale. Esiste in Europa un Parlamento unicamerale ed è in Grecia, e quindi è un grande esempio di funzionalità e di vantaggi che questo Parlamento unicamerale garantisce ai propri cittadini. Quindi, appunto, io concludo, ecco, l'altro discorso è sulla rapidità delle decisioni, anche se con la eventuale abolizione anche totale del Senato. Ma adesso c'era appunto, che abbiamo ancora il vecchio Senato previsto dalla Costituzione. Per approvare la legge Fornero c'è stata la massima rapidità. Quindi per approvare ciò che fa comodo alla oligarchia, tutto viene approvato rapidamente. Invece ciò che serve alla popolazione, ciò che serve ai rappresentati, non aspetta invano. Vabbè, penso. Grazie. Allora, Amedeo, e poi... Ok. Sì. Diciamo che con l'intervento tuo chiudiamo. No, io sarò velocissimo. Il mio è soltanto un invito alla mobilitazione. Guardate, nelle scuole io vedo tanti colleghi che veramente sono impauriti, hanno paura del dirigente, hanno paura che gli possa succedere qualcosa se magari mettono in discussione la sua circolare. Quindi guardate, gli spazi di democrazia ci sono ancora nelle scuole. Quindi io invito tutti i docenti a ricompattarsi, invito tutti i docenti a partecipare anche alle riunioni che noi organizzeremo da ora in avanti, anche come comitato per il no ancora sulla scuola, perché è veramente penoso e triste vedere colleghi vicini alla pensione che mi dicono ancora ma sai, io non partecipo a questa cosa perché il dirigente potrebbe o non potrebbe. È veramente una cosa così, sono riusciti a metterci uno contro l'altro, sono riusciti a metterci paura. Quindi io vi dico soltanto questo, guardate, io per esperienza diretta, il dirigente non ha paura di fare certe cose quando si trova di fronte un docente debole, un docente fragile. Se un docente invece sa... Come? Chiede il permesso per qualunque cosa abbia voglia di fare. Sì, appunto. Solo chiedere i permessi, stupido. Appunto, quello che volevo dire, dobbiamo riappropriarci dei nostri diritti e soprattutto partecipare, perché molte volte ci ritroviamo in 3 o 4 persone a fare sempre le stesse cose e non ce la possiamo fare.
Quindi un attacco alla scuola pubblica è un attacco alla Costituzione e quindi speriamo di arrivare al 5 dicembre in una maniera abbastanza compatta. 4. Allora, Salvatore Lari. Ma sì. Quanto ho sentito, quel che ho sentito poco fa su questo clima che c'è all'interno delle scuole è qualcosa di preoccupante. Io credo che sul serio bisogna lavorare a partire dal referendum per creare quel livello di impegno e di mobilitazione che non lasci nessuna categoria sociale da sola, perché è evidente che questi insegnanti, questi lasciati da soli, senza l'appoggio di nessuno, sono facilmente ricattabili e con ricatto noi sappiamo che alla fine passa tutto. Quindi guardate che è terribile, questo accade, e lo dico da uomo che ha fatto parte della sinistra, con uno che si spaccia di sinistra al governo, ma non è accaduto oggi, questa cosa accade da molto tempo e siamo in una situazione nella quale ciò che rimproveravamo alla destra lo sta facendo chi si spaccia per centro o sinistra. Abbiamo approfondito un giorno all'interno del comitato una serie di questioni che sul serio stanno minando a fondo la dignità dei lavoratori e del lavoro. Abbiamo verificato situazioni in cui le persone che normalmente se uno fa una prestazione lavorativa sono pagate e in questo caso, in molti casi non sono pagate ma vengono retribuite attraverso dei buoni. Possono essere buoni mensa, possono essere buoni acquisto, sono delle cose che ricordano a chi ha una certa età l'ente comunale di assistenza, quando si dava un buono diceva l'ECA vai a comprare queste cose. Allora credo che sul serio quello che è accaduto in Italia e non solo in Italia, da un po' di tempo a questa parte, sia un capovolgimento totale che ha messo in discussione quelli che erano non solo principi ma risultati acquisiti. E qui mi permetto di non essere d'accordo sulla questione della Costituzione mai applicata, non integralmente applicata, perché se no noi faremmo un torto a quelli che durante i decenni scorsi sono battuti sulle questioni del lavoro, sul diritto allo studio, all'istruzione, sulla salute pubblica e che risultati hanno ottenuto rendendo concreta la Costituzione, perché guardate, una carta è una carta di principio, un patto di convivenza fra cittadini, ma se manca un popolo che la condivide e la sostiene, è del tutto evidente che noi in quei principi vengono li perdiamo. Infatti quello che diceva Giovanna, per cui non c'è bisogno di riforme costituzionali, c'è bisogno di leggi ordinarie e c'è bisogno che in un paese cambi il clima sociale, che sta a comandare a diversi livelli, riduca il lavoratore ad una sorta di merce senza più diritti, utilizzabile. Insomma, ci sono dei termini che sapete molto meglio di me, ci sono agenzie che somministrano, dice lavoro. Cosa vuol dire somministrare lavoro? Cioè, qui stiamo parlando delle persone che hanno un lavoro diritto. Allora io credo che sul serio dobbiamo capire che c'è uno stretto legame fra i principi di quella carta meravigliosa. Non uso il termine la più bella Costituzione del mondo, perché quando sento un grande artista che diventa un buffone, scusatemi, diventa un buffone, un giocare di corte, allora uso un altro termine. Quindi stretto rapporto tra conoscenza e iniziativa degli individui per la difesa di quei punti lì. Questo vuol dire che noi dobbiamo tornare ad una situazione nella quale le persone a tutti i livelli si ritrovano. Dobbiamo ricreare un clima di partecipazione.
perché nessuno sia lasciato solo ad affrontare questioni che sono molto più grandi di lui. Per cui possiamo prendercela col collega in classe, ma non è giusto prendersela, che magari non fa quello che dovrebbe fare, però bisogna capire che quando c'è un clima di ricatto e di paura per il proprio lavoro succede di tutto. Bene, dobbiamo cambiare questo clima, ecco in che senso dobbiamo cambiare in questo paese. Dobbiamo cambiare sul serio, nel senso che le persone devono essere al centro di qualsiasi progetto di cambiamento sociale. La loro dignità, i loro diritti devono essere il motore di iniziativa. Quindi questo ragionamento sulla carta non deve finire, cioè deve innanzitutto produrre un risultato. Cioè perché non diamo per scontato che il risultato sia acquisito. Quindi dobbiamo lavorare in questo senso dappertutto, bisogna fare comitati, parlare con tutti perché il no arrivi sonoro e forte e sia una sberla a questo signore, perché se non c'è questo, le cose a cui stiamo assistendo verranno moltiplicate, diciamo così, all'infinito. Ma questa deve essere l'occasione, anche come sta avvenendo in queste assemblee, perché la difesa della Costituzione sia sempre di più consapevolezza che dobbiamo pensare ad un'ipotesi di società che deve essere assolutamente alternativa all'attuale. In questo senso il cambiamento deve significare un modello di società diversa dall'attuale. Grazie Salvatore. Chiudiamo gli interventi, chiamo solamente le ultime persone che si sono iscritte. Francesco Nieddu del collettivo marxista-leninista di Nuoro. Prego. Volevo porre alcune domande, se però gli argomenti sono stati trattati precedentemente se ne può anche fare a meno, cioè posso anche rinunciare ad avere la risposta. Allora, abbiamo detto da alcune parti che con l'attuazione di questa controriforma, l'attuazione di questa controriforma riguarda prevalentemente le regioni a statuto ordinario e non quelle a statuto speciale. Primo, va bene, sono tre. L'altra domanda che voglio fare è questa. Nel caso che venga approvata, è possibile per le regioni a statuto speciale come la Sardegna, sarà possibile in regioni come la nostra promuovere referendum consultivi come è stato fatto nel 2011 per nucleare e depositi di scorie radioattive. E allo stesso tempo, se sarà possibile per le regioni ordinarie e speciali promuovere referendum come è stato fatto ultimamente contro le trivelle. Ecco. Va bene, io farei, aspetta, ti passo il microfono. Dunque, è vero che la norma cosiddetta riformatrice o controriformatrice, come la vogliamo chiamare, dice che questa la riduzione dei poteri per le regioni si attua soltanto alle regioni a statuto ordinario, ma per il momento, perché poi c'è una norma transitoria, finale transitoria, che dice che per le regioni a statuto speciale verrà approvata una legge ordinaria. Allora, non dobbiamo aspettare, già voglio dire, sappiamo che in Parlamento ci sono da parte delle regioni a statuto ordinario numerose tensioni perché non accettano che ci siano delle regioni che hanno, quelle a statuto speciale, che hanno delle potenzialità maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario. Quindi ci sono pressioni perché le regioni a statuto speciale scompaiano dalla faccia del nostro ordinamento giuridico.
Allora, detto questo, cosa significa? Significa che dopo passata questa riforma, cosiddetta riforma costituzionale, metteranno mano agli ordinamenti delle regioni a statuto speciale. Quindi noi non siamo esenti dai problemi che questa riforma crea, ma c'è di più. Qualche anno fa, adesso io non mi ricordo la data, però era stata approvata una norma per cui le regioni a statuto, se le regioni a statuto speciale avevano potenzialità inferiori a quelle a statuto ordinario, potevano avvantaggiarsi comunque anche le regioni a statuto speciale di queste aperture normative. Siccome vengono tolte tutte le potenzialità, perché le materie concorrenti vengono cancellate dalla possibilità di legiferare per le regioni a statuto ordinario, questo è già un vulnus che colpisce fin d'ora le regioni a statuto speciale, perché non potremo più avvantaggiarci di questa norma. Ma non solo, con la possibilità per il governo di porre ostacolo, di favorire qualunque norma che serva, cioè che sia cosiddetta funzionale all'interesse nazionale, possono stoppare qualunque tipo di normativa e imporre a qualunque regione quello che vogliono. Ecco quindi che noi abbiamo una situazione che non ci mette al sicuro rispetto a quelli che sono le conseguenze negative di questa riforma. Questa è la risposta alla prima domanda. Alle altre qualcun altro vuole rispondere? No, in realtà non ci saranno differenziazioni tra regione a statuto speciale e regione ordinaria, già lo vediamo. Già anche con la lotta che si è fatta contro le trivellazioni e poi la lotta che si sta cercando di fare anche con lo sfruttamento del territorio, noi lo vediamo, loro riescono a creare una legge tipo lo Sblocca Italia, faranno comunque delle leggi che impediranno comunque qualsiasi azione. Cioè il punto nodale di questa controriforma, di questo golpe che stanno attuando è questo. Realmente è questo, cioè dobbiamo assolutamente impedire che facciano qualcosa come l'hanno scritta qua, cioè bisogna impedire questo, perché seriamente si sono fatte delle battute, si è un po' anche scherzato, però seriamente questa è la morte della nostra Costituzione italiana, cioè della democrazia, ma non solo della democrazia, del valore della persona. Cioè la persona, il cittadino non avrà più nessunissima voce. Se vogliono espropriarti un terreno perché dicono che va bene così creare un inceneritore lì, come già lo stanno facendo perché con lo Sblocca Italia già hanno tentato questo, continueranno a devastare qualsiasi cosa. Se adesso per esempio non basta più portare tutte le scorie in Africa, tutto lo schifo che noi produciamo nei vari paesi che noi abbiamo colonizzato, perché anche giustamente in Etiopia non la vogliono più tutto quell'inquinamento che l'ENI ha creato e lo dovranno portare da qualche parte, lo porteranno qua. Noi non potremo dire Cioè la situazione è molto grave. Non è vero che Renzi è di sinistra, non lo è mai stato. Non è mai stato. Né Poletti sa che cosa sia il lavoro, né la Boschi. Noi abbiamo dei ministri, cioè veramente io ho visto, io non vi ho detto quanto è drammatico vederli e vedere come lavorano. Però queste persone stanno uccidendo tutto. Hanno ucciso la sanità pubblica, hanno ucciso la scuola pubblica statale, stanno continuando a uccidere le persone. Le persone non è vero che ormai si possono curare, non è vero, perché la sanità pubblica, per esempio in Sardegna, ormai non esiste più, l'hanno devastata. Quindi, cosa dobbiamo fare? Non solo dobbiamo parlarne e creare e dirlo, ma dobbiamo assolutamente cercare di capire e di far capire alle persone che pensano che una riforma serve, a quelle persone che vogliono il sì. Adesso mi è appena arrivato per esempio il messaggio del rettore della Sapienza che non ha permesso ai suoi studenti di creare, di permettersi di parlare delle ragioni del no dentro l'università. Questo è grave.
È gravissimo. Cioè questa... Sì. Però poi che cosa succede? Cioè il punto è... Sì. Però... Sì. Si vuole avvicinare il signore a fare la domanda, così l'audio registriamo. Qui ci può rappresentare dei 5 Stelle. Prego signora, venga qui. Sì, scusate, 2 sono più grandi di me. Allora, titolo quarto, articolo 48, sono elettori tutti cittadini. Salto, arrivo, il suo esercizio... Allora, il diritto di voto è un dovere civico. Lei ha parlato di università. Visto che qua ci sono tanti insegnanti, sapete quanti nostri figli universitari emigrati al nord oppure in Erasmus non possono votare, e noi abbiamo la Boschi che è in giro per il mondo per le ragioni del sì. La mia figlia di 27 anni, ho guardato la sua scheda elettorale, non vota dal 2011, ma sa perché? Ma non perché non ha le sue idee o perché ha dei genitori che non sanno fare i genitori, perché costa tornare in Sardegna. E la scelta del 4 dicembre è tragica. Io avrei preferito il 25 dicembre, perché i nostri ragazzi, visto che da noi le famiglie ancora esistono, sarebbero stati qui a casa, nel luogo di residenza, e avrebbero potuto votare. Sapete che informazione passava stamattina? Perché ogni mattina ci si alza, no? E io mi chiedo, perché mi voglio così male, e poi sono disoccupata, a 53 anni, a 49 anni i discorsi che gli insegnanti state facendo adesso, nel settore assicurativo bancario, io l'ho vissuto anni fa, io sono sola. In questo senso, a 53 anni non hai storia, mi sono riqualificata facendo un corso per operatore sociosanitario, una tragedia, perché ho lasciato un mondo lavorativo che faceva schifo, sono entrata in un mondo che è anche peggio, non ci sono parole, perché qui ci si riempie tutti la bocca di disabilità e fanno delle infamie. Detto questo, voi dovete in Parlamento far di tutto perché tutti i cittadini abbiano la possibilità di votare. Passa l'informazione in questi giorni, cioè la notizia in questi giorni, no? I nostri media in gamba dicono che praticamente il sì vincerà, la maggior parte delle persone voteranno sì al nord. Mi chiedo, le medie e piccole imprese che coraggio avranno, no, di votare il sì. Per il sì, ma detto questo, nel sud si dice che noi, la maggior parte di noi voterà per il no, ma siccome siamo pochi, siamo di meno, il no non passerà. Ok? Sa che hanno ragione, perché se noi abbiamo tutta una fascia d'età che studia, che lavora fuori, eccetera, non vengono a votare il 4 di dicembre, non vengono. Noi però appunto su questo, sull'Erasmus e sulle persone che stanno fuori, noi sul blog abbiamo messo e pubblicato il modello che è libero, si può scaricare, compilare e inviare al comune di residenza, e lo trova sul blog proprio per gli studenti dell'Erasmus e per tutte le persone che sono fuori. Su questa attenzione che noi abbiamo posto, lei lo trova sul blog, ma in ogni caso sensibilizziamo, in ogni caso c'è la possibilità di farlo. Sì, assolutamente. C'è tutto. Però questo, chi lo sa? Lo so, ha ragione. Signora, non si sente poi. Cioè, se io con tanto fervore mi sono rivolta a lei, ok, visto che voi ci rappresentate in Parlamento, allora dico, portate questa voce, perché non è possibile che i nostri ragazzi, che sono cittadini italiani, nonché sardi, allora non possano esprimere il loro paese. Un'altra cosa, io mi rivolgo a tutti voi, la responsabilità, io ne sono pienamente convinta, la responsabilità prima che collettiva è individuale,
è individuale. Quindi il cambiamento non è una cosa astratta, il cambiamento avviene se iniziamo a cambiare noi. Non possiamo sempre aspettare che cambi l'altro, perché altrimenti poi i risultati sono questi. Un'altra cosa, quando le persone mettono al di sopra di tutto il profitto, l'uomo non esiste più. E qui c'è un grandissimo inganno dalle parole. La nuova Costituzione che loro vogliono è proprio il cosiddetto inganno dalle parole, tipico del fascismo, di tutta la pubblicità che passava in quell'epoca là. Perché? Sì, è un inganno, perché quando, per esempio, il preside, se lei adesso va in un istituto superiore e dice scusi, preside, no guardi, sono il dirigente, si offende. Il dirigente. Quando tu in ospedale lo chiami azienda, mi chiedo dov'è l'uomo? Ma infatti, brava, bravissima. Ma infatti è proprio nella truffa semantica che loro stanno portando avanti le cose, come la buona scuola, sono tutte truffe semantiche, come anche il testo del referendum, è una truffa semantica. In ogni caso sul blog c'è tutto. Signora, Dobbiamo chiudere. Allora, dobbiamo chiudere. Due cose prima di chiudere. Intanto, come Comitato per il No vi ringraziamo per la presenza, per la partecipazione. Io penso che dopo queste analisi, queste riflessioni dei nostri relatori rispetto a la narrazione del Comitato del Sì che racconta di un Senato che viene abolito e che in realtà non viene abolito, una narrazione falsa che ci racconta, come è avvenuto oggi dalla pagina Facebook del presidente regionale del Comitato del Sì, Pasquale Mistretta, che con la riforma costituzionale anche i maggiorenni potranno votare per il Senato, rispetto ad una clausola di supremazia che toglie la possibilità di capacità di autogoverno e autonomia a regioni a statuto speciale come la Sardegna. Io penso che questa non sia una riforma ma sia una truffa. Ritengo anche di dovervi consigliare due cose come Comitato per il No. Ritengo che per quanto riguarda tutte le persone che si avvicineranno nei prossimi giorni agli incontri e alle riunioni dei nostri comitati, noi dobbiamo iniziare a praticare elementi di democrazia innovativa, nuova. Non possiamo relegare le persone nuove che si avvicinano a ruoli secondari. Questo deve valere non solo da qui fino al referendum, ma anche dopo. Io penso che quando vinceremo il referendum del 4 dicembre, i comitati dovranno rimanere attivi perché sono delle cellule preziose di pratica di libertà e di democrazia. Io vi ringrazio, vi ricordo che stasera il Manifesto Sardo pubblicherà questo incontro che è stato completamente audioregistrato, verrà pubblicato integralmente. Grazie, buona serata.